Buongiorno Italia, dove sono? Sono a Jesolo dal meccanico, cioè sono andato fuori dal meccanico, ho già fatto, no? Perché sai, come avevo scritto nel gruppo Facebook, c'avevo il motore che a 1500 dai 1500 giri ai 1700 faceva un cigolio che sembrava tipo, sai quando vai con le macchine, no? Nei parcheggi sotterranei dei supermercati, no? Che senti le gomme che fanno tutto quel rumore là. E alla fine, come molti avevano anche scritto nel gruppo, era la cinghia, tra parentesi nuova appena cambiata, che può succedere che fa quei rumori quando è nuova, no? E ci va una pasta. Difatti anche lui mi ha messo una pasta sopra e il rumore è andato via subito, quindi perfetto. Abbiamo cambiato il filtro del gasolio, che con Michele quella volta ti ricordi non avevamo gli attrezzi per farlo, e siamo andati a cambiare il filtro dell'olio e me l'hanno dato sbagliato, cioè cazzo. Io ovviamente è passato più di un mese, non ho più lo scontrino, per carità sarà 7 euro. Però niente, ero andato in questo grande centro di ricambi, quindi insomma non un negozietto pizzenino, un supermercato, capisci? E gli ho dato il libretto e ha controllato computer tutto quanto e completamente sbagliato, non c'entra assolutamente un cazzo di niente. Però vabbè, il meccanico mi ha detto vabbè dai, sì, non è un problema, ha guardato come era messo il mio, ha detto vai tranquillo, lo cambi la prossima volta che cambi l'olio. Vabbè, insomma, cioè, diciamo che anche per un discorso, sai come Singano, no? Che ha tutte le sue fisse, un discorso un po' mentale, a me piaceva avere tutte le cose nuove in ordine nel camper, no? Perché sì, il camper è tenuto bene tutto quanto, però sai, a me tante cose mi piaceva fare le pulizie proprio di fondo negli angolini più nascosti, cambiare tutte le cosette un po' usurate, eccetera, per averlo nuovo e anche la parte motore, fare il mega tagliandone, gomme nuove, tutto quanto e vabbè. Quindi diciamo un po' mi brucia, se mi conosci, il fatto di non aver cambiato il filtro dell'olio. Per carità, è vero, non succede niente, quello che ho su va benissimo, però a me dà fastidio, punto e stop. E il meccanico è sinceramente il più onesto di quelli che io conosco, è quello che gli ho portato Scarosso a fare la cinghia di distribuzione e le sospensioni. E è l'autofficina De Zotti di Jesolo, gli faccio volentieri pubblicità, primo perché non mi ha fatto pagare, no dai scherzo, e comunque no, veramente molto molto bravo e molto onesto, lui è sia meccanico, elettrauto e gommista, quindi c'è andata anche la Alessia per il clima della macchina, vedo di mandargli sempre gente perché effettivamente è onesto, bravo, veloce, quindi merita veramente, e anche proprio all'entrata di Jesolo, quindi sì, se vai d'estate non devi neanche incasinarti nel traffico, insomma, perché è proprio all'entrata di Jesolo Lido, no? Tra Jesolo Paese e Jesolo Lido, dove c'è il Cancelli, no? Quello che vende asciugamani, roba per la casa. Quindi diciamo sì, dai, contento a parte il filtro dell'olio sotto questo punto di vista. Adesso dopo tanto andrò da Michele, sono stato un bel periodo dall'Alessia, a casa dell'Alessia, ancora non mi trasferisco nel camper nuovo. Ah, ecco sì, appunto, ho venduto Scarosso, ecco sì, non ho fatto neanche i video. Vabbè, ho fatto un video veloce col telefonino. Yuri, tira fuori il video, fallo vedere. Boh, spero di aver tirato fuori il video e di avertelo fatto vedere. Sto registrando anche senza microfono, deve essere dall'Alessia. È un casino qua, roba che cade, roba che non trovo, è un casino. E comunque adesso che ho venduto Scarosso ho i soldini per iniziare i lavori. Allora, non ti anticipo nulla su chi mi farà l'impianto elettrico perché è ancora da decidere. Comunque, se si decide con loro, faremo un bel video, forse anche più di uno, perché sarà tutta una roba molto dettagliata, molto veramente fatta con i controcoglioni. Non con i controcoglioni, fatta nel senso che vedi tutti i video professionali, eccetera. No, i video saranno stile le puntine del mondo, c'è un po' alla mano, però ragazzi, si entra proprio nel vivo delle cose, come sempre. E loro in teoria si libereranno ai primi di ottobre. Prenderò la roba da adesso non so se è un allestitore, una concessionaria, comunque uno dalla Calabria che secondo me vende roba molto interessante. Farò parlare loro, ovviamente, altra cosa intelligente. E primo step, montare secondo me subito il climatizzatore
in modo che una volta montato il climatizzatore, oppure una volta che abbiamo le misure precise del climatizzatore, gli facciamo una riga col pennarello nel tetto, e modo di dire, e sappiamo precisamente che pannelli mettere come dimensioni per sfruttare al meglio il camper. Io vorrò mettere anche, cioè anche 4 pannelli, adesso vediamo, insomma, perché se tipo in una parte è tutta libera, tutta completa, non ha senso mettere, faccio un esempio, 2 pannelli da 200, ne metti uno da 400. Adesso non lo so, vediamo, sentiamo loro. Io non è che sono un esperto di queste cose, quindi mi affido appunto a loro. Quindi questi allestitori e installatori parleranno con questo qui che progetta impianti e vende roba, e faranno tutto loro, tutto quanto. Io deciderò solo la soglia di prezzo dei materiali. Forse la cosa può valer la pena, io potrei arrivare anche a 3.000 euro di impianto, batterie comprese ovviamente. Come batterie io ho pensato, diciamo c'è una nota ditta che mi ha detto che ci teneva a mandarmi la batteria al litio, però adesso l'hanno già mandata ad altre persone e quindi niente. Io però ho urgenza, quindi monterò 4 batterie AGM da 100. Tu mi dirai perché 4 da 100, non una 400 o 2 da 200, è la stessa identica cosa come potenza, durata eccetera, questo me l'hanno confermato varie persone, però il mio ragionamento è sempre quello. Se una batteria costa 100 euro, no? Conto tondo per semplificare, 4 batterie 400 euro, ok? 4 da 100 euro. Se si rompe una da 200 euro, tu butti via. Se si rompe una da 200 ampere, tu butti via 200 euro. Se si rompe una da 100, tu butti via 100 euro. Quindi hai capito, io una volta all'anno, una volta all'anno e mezzo stacco le batterie, le controlliamo col tester per vedere i voltaggi se sono uguali. Quelle di Scarosso erano perfette, cioè proprio precisissime tutte quante, quindi bene. Però se una si fosse guastata, che al posto di essere, non so, a 13,7 come le altre era a 12, faccio un esempio, si toglieva solo quella, quindi la spesa era tra virgolette minima, hai capito? E quindi il ragionamento che farò qua. Andranno sotto la cuccia di CP, anche perché non c'è altro spazio, lì c'è un sottopanca enorme, ce ne stanno secondo me anche 8-10 di batterie là sotto. Comunque ne montiamo 4 e l'inverter tutto là sotto. Mi farò vendere da questo signore qua un sistema per fissare le batterie, che mi pare lui lo ha fatto in dei camper, perché questo camper, questo nuovo, sia le sospensioni che effettivamente sono nuove, sono perfette, anche le sospensioni ad aria dietro e tutto quanto, però mi sembra abbastanza, cioè in confronto a Scarosso voglio dire, molto meno dolce, non so se mi spiego. Quindi la roba dentro viene molto più sballottata, cioè Scarosso alla fine facevi curve, tornanti eccetera, la roba era lì, al massimo con delle buchi forti ti si spostava di 1 centimetro, 2 centimetri le batterie, bastava spingerle e ritornavano a posto. Qua veramente la roba, per quanto io abbia cercato di metterla alla meglio, veramente ti vola dappertutto, cioè per quanto io incastri eccetera, la roba vola. Quindi anche qua ci saranno tanti piccoli lavoretti, a parte di mensole, ma anche cercherò di mettere magari dentro, sai, dei divisori magari alti così, no? In modo da non far volare la roba, soprattutto tipo il computer quando lo metti, quelle robette là, in modo che stia ferma, divisa bene. Sono cazzate, prendi le strichette di legno, gliele chiudi con dei chiodi, delle viti. Bostik secondo me non lo so, ho da provare col Bostik, vediamo, perché il Bostik purtroppo per come ti salto da un discorso all'altro ogni volta. Il Bostik purtroppo quando ci sono le alte temperature, magari lasci il camper chiuso sotto al sole, te ne vai via, non metti gli oscuranti eccetera, tranquillo che arrivi a 50 gradi, con i vetri che scaldano e tutto, tranquillo 50 gradi, tranquillo, anche di più. E quindi il Bostik lì inizia a scollarsi. Vabbè, insomma, queste comunque sono cazzatine che comunque, sai, per me le cazzatine sono molto importanti, quindi magari non riuscirò a farti vedere perché, sai, insomma, adesso non fraintendere la mia frase che può sembrare antipatica, va interpretata perché non ho voglia di studiare la frase messa giusta. Ho anche la mia vita, cioè della serie, ho le mie cose, i miei lavori da fare, innanzitutto se voglio mantenermi, ho una fidanzata, ho gli amici, ho i cazzi miei, eccetera, eccetera, quindi
ai video non è che posso dedicare, per quanto sia un hobby, mi diverta, non è che posso dedicarci chissà quanto tempo, no? Quindi fare un lavoretto e fargli video fatti bene, ogni volta spostare la fotocamera che ti sposti tu, eccetera, cioè se ci metti 10 minuti a fare un lavoretto, facendo il video ce ne metti 60, quindi insomma capisci, magari lo farò vedere il più delle volte al lavoro finito, come è venuto e ti spiego e tutto quanto, insomma ecco. E parliamo invece dei lavori grandi, ecco appunto, visto che abbiamo venduto il scarosso, uno, l'impianto elettrico te l'ho descritto, ci sarà ovviamente anche la regolatore di carica con i controcazzi e tutto quanto, e i pannelli ovviamente da nuvolo, perché i pannelli io li reputo completamente inutili d'estate. Climatizzatore, molti mi parlano del Iesa, io sinceramente non ne sono convinto, ho sentito molte persone che ce l'avevano, insoddisfatti, l'hanno venduto e hanno comprato il climatizzatore e la Dometic, altri invece soddisfatti perfettamente. Io che comunque sono un po' pigna in culo, dico no, comunque non sono uno che di solito accende il clima, sono uno che preferisce aprire le finestre eccetera, il clima è per le emergenze, quindi o le colonnine o comunque ho un generatore integrato che tra parentesi va a GPL, tra l'altro pesca il bombolone, da 2,5 kW, quindi insomma un generatore molto importante. Quindi per le emergenze io mi attaccherei al generatore, non è un problema, non è che faccia chissà che rumore questo qua, già insonorizzato dentro e tutto quanto, in più è anche a GPL, quindi mi va più che bene. E secondo lavoro grande, anzi il secondo dei tre lavori tra virgolette grandi, però vabbè, due sono molto grandi, l'impianto elettrico e il frigo, perché molto grandi? Perché il frigo comunque vai tranquillo che della dimensione che dico io, solo il frigo senza niente costerà 2000 euro. No, costerà, ho già visto i prezzi, costa dai 2000 in su. E vabbè. E poi c'è la manodopera dell'allestitore di tagliarmi la parete, tirare i tubi del gas, perché io lo voglio qua, sotto, si vede? Sì, si vede, sotto il coso, no, perché mi sto controllando dal telefonino le inquadrature, no? Figata. Perché ho messo la Sony, no, che ha il wifi sempre attivo, quindi basta che accendi il telefonino e si collega automaticamente. Figata, l'adoro sta macchinetta, l'adoro, cazzo, non la cambierei più. E infatti non ho intenzione di cambiarla. E dai Yuri, non divagare, cazzo. E ok, metti dentro il frigo che come larghezza e profondità ci siamo alla grande, ma proprio alla grandissima, anche perché rispetto al frigo vecchio come profondità, se tu vedi l'armadio è un po' più fuori, quindi profondità perfetti al 100%, larghezza al 100% e l'altezza mi sembra strano perché sia hai un casino di altezza, però magari sbaglio, tipo il camper di Singani che sono entrato, il frigo era più alto di dove arriva il, cioè mi sembra, non vorrei sbagliarmi, mi sembra più alto di dove arriva il mio grill. Tu dirai che togli il grill, ti ci sta qualsiasi frigo, è vero, non lo so. A me il fatto, è vero che sono un psicopatico io, ormai l'avrei capito, però già anche solo esteticamente avere un microonde che tra parentesi fa anche da grill, non è solo microonde, lì è una figata pazzesca. Poi tieni conto che comunque lo userei quando sono nelle colonnine o funziona comunque col generatore. Tu quando accendi il generatore quello si abilita a parte, no? E come potenza ci siamo, no? Lo tiene tranquillamente. Poi un giorno ne cambierò che costano anche poco, costano 60 euro, adesso non costano più niente questi. Ne metterò uno piatto, come ho già detto più volte, sembra che la roba più importante del camper sia il microonde, uno piatto nero, quindi verrà esteticamente una figata pazzesca. E perché il costo dici solo per l'armadio? No, saranno poi i cavi da tirare, della corrente, perché sono qua, il frigo è qua, e del gas e soprattutto tagliare la vetroresina fuori che è ultra robusta, fidati, sarà veramente un'impresa, per mettergli le due griglie del frigo. In più cosa? Ah sì, in più in mezzo alle palle lì c'è la presa del 220, per carità, cazzata, la sposti, ok, è vero, però devi rifare un altro buco per il 220, quindi insomma due o tre modifichette da fare, insomma. Tu dirai vale la pena, ripeto, è la mia casa e vista la fatica che ho fatto a vendere Scarosso, che tra parentesi il ragazzo che l'ha preso ha fatto veramente un affare, perché c'era tanti quei soldi di roba che metà fa basta, cioè fallo tu un camper del genere, cazzo, vabbè, adesso non vorrei venissero fuori litigi, ma a me veramente sta roba ragazzi, non riesco a spiegarla, ma forse neanche meglio non spiegarla, perché spiegare il valore di Scarosso è come un po' parlare di vegani, vegetariani, eccetera, eccetera, cioè sono quei discorsi che è meglio evitare.
E evitando sto discorso, il terzo lavoro più grande che devo fare qua è, qua abbiamo tolto il frigo. Allora qua, vedi, questo qua va tolto, cosa succede? Resta tutto il buco, le griglie fuori ovviamente le lasciamo, le tappiamo per dentro, che non venga aria, quello senz'altro, però per fuori esteticamente a me non me ne c'è un cazzo avere 4-10 griglie, che me ne frega. E qua 6 cassettoni grandi, ok? Oppure l'ultimo ripiano se dovesse servire un cassettino che si apre solo la portellina, perché sotto io vorrei recuperare il compressore di questo frigo che al momento non va. Però spesa grande per spesa grande che ormai che si è fatto, io direi di, non so quanto costano se questo dovesse essere rotto, al frigo nuovo volevo mettergli anche il compressore, fare quadrivalente anche quello nuovo. Perché è vero che un frigo nuovo con l'impianto fatto con i controcoglioni, le ventoline, tutto quanto va alla grande, è verissimo. Però, come l'esperienza, la storia, se tu hai seguito i video vecchi e le puntine, insegna, in certi posti con 35 gradi, tipo in Francia, hai la roba ghiacciata e puoi permetterti di alzare il livello anche a 3-4 addirittura. È la roba ghiacciata, veramente, proprio le bibite ghiacciatissime. Qua da noi in Veneto ci sono giornate che a 30-32 gradi, perché abbiamo un umido un po' particolare, diciamo, e il frigo, non dico che non raffredda, per carità, però insomma, sai, uno che ci vive vorrebbe anche un frigo per mettersi la verdura, per mettere la roba in congelatore e tante altre robe. Quindi diciamo che da metà giugno, tutta luglio e un po' di agosto proprio non ci siamo col trivalente, ma questo tutti è una roba. Dopo sai chi ce l'ha, cioè, per orgoglio dice no, il mio va bene sempre. Cazzate, non è vero, non è vero. Cioè, provalo tutto l'anno, ovviamente sempre acceso a gas 365 giorni all'anno, e vedrai che quando arriva l'estate non ci siamo. C'è un conto magari uno che parte da casa, lo tiene un bel po' a 220, parte già con la roba ghiacciata, i refrigerini eccetera, allora lì è diverso, ma uno che ci vive non ci siamo, ragazzi, non ci siamo, te lo dico io, fidati. E allora niente, fare anche trivalente questo. E appunto stiamo parlando dell'ultimo lavoro grande, è questo grande. Vabbè, secondo me potremmo arrivare anche a 1000 euro, perché tutti i cassetti, no? 6 cassetti là, e qua stiamo parlando del falegname. E la scrivania, no, beh, 1000 euro no. Però, vabbè, insomma, e poi, no, beh, tutte le mensole, perché io ho tanti bei ripiani grandi, eccetera, però ho visto che per la maggior parte delle cose da mangiare, contenitori, eccetera, arrivi a metà, cioè ci vogliono delle mensole. È vero che non costano un cazzo, e per fortuna questi sono molto dritti, non hanno cose strane, quindi la mensola la metti, la infili, ci sta, tutto perfetto, no? Hai capito? Però, insomma, comunque, non so, sarà 10 euro, 20 euro a mensola, più gli attacchi sotto, insomma, quindi c'hai anche quella spesetta lì. Fatto tutto quello, resterà solo roba da 1 euro, 2 euro, 10 euro, cioè della serie tipo, sai che io mi mettevo tutti i portaoggetti o piuttosto che cambiare le manigliette, tutte quelle cazzatine. Cioè la serie, fatti sti tre lavori, il camper secondo me è proprio finito. L'unica cosa, cioè l'Alcantara sinceramente ci ho fatto anche l'abitudine, non mi dispiace, non ne vado matto del Celestino, quello te lo dico subito, però non mi dispiace. A molti piacerà matti, a me no, però prima mi era proprio fastidioso, cioè proprio mi dava fastidio, proprio non mi piaceva. Adesso invece no. Mentre che continua a darmi un casino di fastidio, come ti ho già detto, è tutta sta parete giallina che c'ha sto effetto marmo e a me proprio non piace. Aspetta, mi sono tirato su veloce con, ecco, quei primi caldi, perché qua è tutto un caldo e freddo, quando ti tiri su veloce è tipo l'effetto pressione bassa che ti va giù. Solo in queste giornate di sole, altrimenti no. E basta ragazzo, vabbè, lampadine a LED da mettere ovunque, ma sai, sono cazzate, cioè neanche cioè neanche considerarle come lavori, perché se io le ho prese su Amazon ne trovi a 20 centesimi l'una, da 2 euro l'una, dopo dipende che lampadine. Cioè, guarnizioni, ok, ma sono tutte robe veramente da poco che non ti sto neanche a elencare, sono robe più che altro che si faranno col tempo, hai capito? Tante modifiche, tipo gli scarichi delle acque che sono elettrici, li volevo mettere davanti, sì, tutte cazzatine da pochi soldi, insomma, ecco. E quindi niente, diciamo chiusa qui.
Minchia che video del cazzo, eh beh sì, le puntine del mondo è così, però a te interessa il camper, vedi però, porca troia, mi avete svangato le palle, per non dire svangato i coglioni, che è una brutta parolaccia, non si dice, anche perché ci sono i bambini che ascoltano dopo, non è bello, no? E per il discorso che ero in Veneto, Slovenia e Friuli, e le puntine del cazzo qua e là, no? Il coglione di Robert là che aveva commentato, e porca troia, dopo ti faccio 10 stati dei Balcani, tra l'altro posti che non vede quasi nessuno, nel senso che non sono le mete più visitate, e dopo tutti là a dirmi non vogliamo vedere quelle robe, vogliamo vedere te, il camper, eccetera. E vedi allora, cazzo. Sì, quella volta forse anche ho sbagliato, no, non è che ho sbagliato il nome del canale, diciamo che quella volta gli obiettivi erano altri, insomma, preparare il camper e dopo andare a lavorare in giro per l'Italia e poi in giro all'estero, come avevo già fatto una volta, solo che non avevo il camper, avevo preso un appartamento in affitto in Scozia e ero andato a vivere là. E solo che adesso, come sai, o come qualcuno in privato sa tutti i dettagli che ovviamente non posso dire su internet, ho i miei validissimi motivi perché devo star qua, insomma, quindi così, insomma, vabbè, cambia un cazzo, anche perché abbiamo visto che comunque a me girovagare troppo non piace. Cioè un conto è trasferirsi, tipo quando mi sono trasferito in Scozia, allora lì è diverso. Ma girare, tipo star fermo un giorno, 2 o 3 giorni in un posto e dopo continuare, sinceramente non fa per me. Tengo questa roba per circa 2 settimane, massimo massimo 3, ma no, 2 settimane. Dopodiché mi rompo i coglioni, ho voglia di tornare alla base, alle mie abitudini, diciamo, e dopo voglio ripartire di nuovo, ok? Cioè non è che non ho più voglia di viaggiare, però non ho voglia di stare, come hai visto nel viaggio in Grecia, non ho voglia di stare proprio... Non è una roba che mi piace, non voglio dire che non è bello o altre robe. A me proprio non mi piace, non mi ispira, perché sai, tanti sognano col camper, vai a vivere in giro per il mondo. Anch'io all'inizio, poi sono cose insomma che devi anche provare, no? La realtà è un'altra, cioè soggettivamente parlando, per me la realtà è stata un'altra. Un conto è trasferirsi e un conto è andare in giro così, senza meta, cioè dopo un po' ti stanchi, hai capito? Vabbè, quindi sto benissimo qua dove sto. Sto lavorando molto poco, nel senso che tra l'Alessia, che giusta, no, per carità, che non venga frainteso, ma giustamente quando stai con altre persone ti parlano, ti fanno le cose, quindi non riesci a concentrarti a fare i tuoi lavori, eccetera. Poi sono stato male, che ho avuto l'infezione batterica in gola, sono stato un bel po' in ospedale. E dopo la vendita del camper vecchio e la vendita del generatore e altre robe che mi ha tolto un casino di tempo e energie. E dopo il camper nuovo, pulirlo, eccetera. Quindi tempo da dedicare al lavoro praticamente non dico zero, ma quasi zero. Tazzi va che di video, un giorno avevo voglia di montare video, li ho montati tutti, ne ho tipo una quarantina in coda, ma veramente una quarantina. Quindi video, tra virgolette, non devo più farne, devo solo caricarne su internet quando questi saranno finiti. E basta, quando sì, più che altro non posso lavorare perché è vero che lavoro dall'Alessia, però sai, col mio camper è diverso, ho la mia concentrazione, ho tutte le mie cose, cioè mi serve una roba con l'hard disk esterno, è tutto collegato, tutto sempre pronto, ho qualsiasi roba, so tutto sotto controllo, so dov'è la roba, non perdo tempo a far niente, bello, 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 cioè è la mia stanzetta dei giochi per lavorare è il massimo, soprattutto quella nuova, non per l'impianto elettrico che farò, che alla fine secondo me sarà poco più di scarosso, perché alla fine non è che posso mettere 50.000 batterie, già 4 sono tante, però scarosso ne aveva 3, però scarosso non consumava un cazzo di corrente con riscaldamento e altre robe, e quindi quelle 3 erano praticamente solo per il computer. E qua minimo una batteria solo per i servizi, perché ha una pompa dell'acqua che è una roba mostruosa, cioè non so che razza di pompa dell'acqua è, veramente pazzesca. E il riscaldamento, anche se non metti a gas, comunque c'è un motorino che serve a far girare il liquido nei termi, quindi comunque c'è un consumo di corrente. Mi pare di aver capito che consuma meno del webasto, però comunque è un consumo, hai capito? Quindi una batteria dedicata solo alle utenze e quindi ritorno ad avere 3 batterie. È vero che i pannelli, per motivi di spazio, avendo molto più spazio, i pannelli saranno molto più grandi e tutto quanto, e in teoria saranno anche 4 i pannelli o 3, vediamo. Però, vabbè, nei periodi sfigati dove i pannelli non caricano niente, quindi che tu ne hai 1000 pannelli o ne hai uno, cambia veramente poco. Là sono come prima con 3 batterie. L'unica differenza è che Pulmin
ha il generatore integrato a GPL e quindi veramente andrò alla grande, veramente andrò alla grande. Cioè adesso posso stare in libera e consumare tutto quello che voglio senza limiti veramente. Cioè sto generatore per me è la manna dal cielo perché sai, molta gente giustamente che non è tra virgolette del mestiere pensa che io e gli altri per fare i video ci mettiamo tipo 10 minuti, in realtà non è così. Cioè, girare il video ci metti magari tipo il doppio del tempo che hai registrato il video, no? Solo per girarlo. Ma poi c'è la cosa più importante, è il montare il video. E lì ci sono video che puoi metterci 6 ore a video e video che puoi metterci 20 minuti. Dipende dal video, hai capito? Dipende da tantissime cose, dai tipi di tagli, dai fatti della musica, da quanti spezzoni ci sono, dai sottotitoli se li metto o no, dagli effetti speciali, dalle scritte, da tantissime cose. Oppure se parlo di una cosa magari devo andarmi a informare di dove era quel posto, ritrova il posto, città, provincia, oppure voglio mettere la storia, cioè ripeto, video magari anche un po' più seri che ho fatto, che mi hanno commissionato, sì, tranquillo, 10-12 ore a video, tranquillo, proprio tranquillo, perché è così. Cioè, tanti pensano che io i video li faccio in tempo reale, ma si potrebbe fare, cioè ti metti là col telefonino, fai delle specie di dirette, oppure il video continuo e lo pubblichi. Ma è tutta un'altra roba, cioè non tanto per te, ma anche un po' di soddisfazione per me, cioè di avere un video non bello e fatto bene, ma una roba decente, quindi fatto con una fotocamera, fatto con i suoi tagli giusti, le scrittine, tutto quanto, e vari spezzoni, quindi no, sono cose completamente diverse, fidati, per quello a volte vedi che io ho i video di un mese fa, perché? Perché per montarli che vuol tempo, dopo ci sono giornate e certi video che ho voglia, no? Come quando dici hai voglia di giocare ai videogiochi o voglia di guardarmi una serie TV, eccetera, dedichi, non so, 6 ore per montare i video e là ne posso fare anche 15 in quelle 6 ore, no? Hai capito? Dipende. Cioè uno non è un lavoro. Io ho delle entrate da YouTube, ma sono ridicole. Cioè, per lavorare con YouTube dovresti avere centinaia di migliaia di iscritti e visualizzazioni per ogni video. E i video non dico giornalieri, ma quasi, no? 3 video alla settimana, ma con centinaia di migliaia, altrimenti non che ci sputo sopra, l'ho già detto nel passato, ma non ci vivi assolutamente, a meno che non scegli di vivere proprio come un barbone, cioè della serie non hai neanche i soldi del gasolio e vivi proprio di cracker, pane e acqua, hai capito? Ma no, è più diciamo una mancia, un ringraziamento che alla fine mi arriva da voi e vi ringrazio, ne sono molto contento. Con quei piccoli ringraziamenti, magari a volte ho preso lo stabilizzatore, il microfono, hai capito? Quindi cose per migliorare il canale. Però sì, non ci vivi, quindi non posso dedicare tutto il mio tempo e le mie energie ai video. Vorrei, mi piacerebbe tanto, ma non si può. In Italia, soprattutto per il discorso che ti ho fatto più volte, perché in Italia abbiamo una monetizzazione dei video molto più bassa rispetto a quella di altri stati. Magari ci sono altri stati che sono ancora più bassi dell'Italia, ok, però siamo tra i più bassi, quindi per numero di visualizzazioni non prendiamo un cazzo. In più dopo magari c'è gente che ha il blocco delle pubblicità, eccetera, eccetera, e là non prendi proprio niente. Questa è una cosa che sconsiglio. Io sono uno di quelli che ha i blocchi delle pubblicità, ma non sui video. Perché comunque c'è gente che, per quanto lo faccia per hobby, ti dà una cosa gratuita, un servizio gratuito, ti spiega delle cose, ti fa vedere delle cose, non ci guadagna, ma una specie di caffè pagato, una specie di mancetta, diciamola, no? Che gli arriva dalle pubblicità. Se tu gli togli anche quella, capisci che più togli sta roba e più rovini YouTube. Cioè, meno persone sono motivate. Perché è vero che la gente, cioè, parliamoci chiaro, ragazzi, diciamoci la verità, le cose sempre fuori dai denti qua. È vero che la gente non lo fa per i soldi, però se uno riceve 2-3 soldini è più motivato, hai capito? Uguale anche i ragazzini che ti spiegano come funzionano i programmi, come si fa così, come si dei computer, come si fa questo, come si fa quello. Se uno ha magari le 100-200 euro che gli arrivano al mese, è già più motivato a spiegarti più robe, invece di farti un video te ne fa 3, cioè capisci? Quindi non sei furbo quando metti il blocco alle pubblicità, perché già a volte le pubblicità non arrivano, in più certe pubblicità non ti pagano niente, eccetera, eccetera, metti anche il blocco alle pubblicità, rovini YouTube, ok? Quindi
ricorda anche sta roba qua. Non so perché divago sempre con sti discorsi, non so perché sono seduto qua fuori dal parcheggio di un negozio a fare sti discorsi. Non lo so, la mia vita è un po' così, di questi non lo so.